Giovanni Johnny Cappelletto, allenatore del Volley Treviso, appena proclamatosi, anzi laureatosi campione regionale Under 17. Johnny, che partita è stata intanto quella con Padova? È stata una partita difficile, innanzitutto come tutte le partite che abbiamo fatto quest'anno contro Padova, perché è una squadra cresciuta dal punto di vista tecnico e tattico, quindi una squadra che sa metterci in difficoltà, dove noi abbiamo un po' i punti deboli. Diciamo che forse i miei ragazzi hanno pagato un po' l'emozione, io d'altra parte prima della partita avevo detto loro che dovevamo considerare questa una partita come quelle che si fanno in nazionali, visto che siamo qualificati, quelle dentro o fuori, come se fossero da qualificare, e probabilmente mi hanno un po' ascoltato alla lettera e hanno voluto un po' partire con il piede un po' dopo, nel senso che abbiamo fatto un set con 21 errori, che è una cosa che non si può sicuramente ripetere quando faremo i campionati nazionali. Alle nazionali come ci arriverete dopo questa vittoria? Arriviamo consapevoli di far parte di una regione importante, andremo a giocarci le nostre carte. I campionati nazionali sono un campionato a sé stante, nel senso che i valori espressi durante l'anno vengono un po' azzerati dalle emozioni, dalla tensione, dal temperamento, quindi io credo lì si parte da zero e lì vedremo un po' come rispondono. Sono cose qui difficilmente allenabili, anche se noi ci diamo tutta l'intensità durante l'allenamento, però dovremmo verificarle lì sul campo. Noi facciamo parte del Veneto, siamo una regione importante, quindi andremo a giocarci le nostre carte per i titoli alti. Insomma. Allora, grazie a Johnny Cappelletto e complimenti ancora per la vittoria. Grazie a voi.